Lignano Sabbiadoro si prepara a tornare al centro dello sport europeo. Oggi nella sede della regione Friuli Venezia Giulia è stato firmato l'accordo che ufficializza l'assegnazione degli EIOF 2027, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, alla città balneare friulana. Un evento di respiro internazionale che riporterà in Italia migliaia di atleti under 18 da oltre 50 paesi. A sancire l'intesa il presidente delle regioni Massimiliano Fedriga e la sindaca di Lignano Laura Giorgi, affiancati da figure di rilievo come Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Spiro Scapralos, numero uno dei comitati olimpici europei. Al tavolo anche Giorgio Brandolini, in rappresentanza del CONI regionale. Credo che il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato volontà, caparbietà, desiderio e soprattutto anche capacità sia di costruire un bid, un dossier, un master plan molto competitivo e soprattutto di avere un'eccellente storia di passato, ma direi anche di presente, sono convinto di futuro, di saper organizzare questo tipo di manifestazioni. Mettiamoci anche che il Friuli ha questa bellissima eredità che ha saputo consolidare nel tempo di Lignano, che oggettivamente sembra proprio un luogo fatto su misura, e il resto è venuto di plauso. Poi quando c'è una squadra del genere ci sentiamo molto tranquilli. L'Europa sa che il Friuli col Friuli farà una bellissima figura. Per Lignano si tratta di un ritorno, aveva già ospitato gli EIOF nel 2005, ma l'edizione del 2027 punta ancora più in alto, tra investimenti in infrastrutture, promozione del territorio e una settimana di sport, inclusione e visibilità internazionale. Il comitato organizzatore sarà composto da Regione, Comune, CONI e altri enti sportivi, con l'ambizione di trasformare questo appuntamento in una vetrina di eccellenza per lo sport giovanile europeo e per il Friuli Venezia Giulia.